Montereale Valcellina, quando arrivi, lo vedi laggiù in fondo che appare, appoggiato sull'ultimo lembo di pianura, con le montagne che nascono all'improvviso, salgono su dritte verso il cielo e non capisci se appartengono a quel mondo o solo se lo guardano. Arrivando da Maniago dopo il ponte, vedi la strada che sale verso la Valcellina. Arrivi a Montereale e continui lungo la strada, sotto le montagne, e incontri Grizzo, Malnisio e più in là San Leonardo, di nuovo nella pianura. Il lavoro sui bambini, il territorio e le tradizioni si è svolto un po' girando e filmando durante le giornate delle varie feste tradizionali, un po' all'interno della scuola. Un mondo che ho trovato curioso e legato alle tradizioni, mescolato nelle culture vicine e lontane, con i bambini di Barcis e Andres che scendono, i figli dei militari di Aviano, bambini dell'Albania e dell'India e altri bambini da luoghi più o meno lontani, che mi hanno raccontato di San Nicolò, di Ovut Ovut Parona, ma anche di Dolcetto Scherzetto. Forse avranno poche informazioni sul perché e il come delle tradizioni, ma le vivono intensamente, da bambini, senza luoghi comuni, contaminandole e trasformandole. Sono qua con questa bambina che si chiama? Jenny, vengo dall'Albania e mia mamma e mio papà sono albanesi e mio papà fa l'operaio, anche mia mamma. E da quanto tempo sei qua? Io e mia mamma da 4 anni e mezzo, mio papà 5. E ti piace vivere qua? Sì. Sì? Ti sei ambientata bene? Sono nata a Delhi e i miei genitori mi hanno portata. Mio papà è di Pordenus, mia mamma è di Maniago, è nata a Maniago. Beh, tu in famiglia parli in italiano? Sì, in però italiano i miei genitori parlano metà veneto e metà friulano perché mio papà è di Pordenus, così. E comunque tu lo capisci il dialetto? Sì. E la lingua tu parli solo l'italiano, no? Lo capisci il loro dialetto? No. L'italiano però lo parli benissimo ormai, vero? E invece questo bel bimbo? Io mi chiamo Jackson Marcus e arrivo dalla Thailandia. Mio papà e mia mamma sono italiani, mi hanno aiutato e mi hanno portato fino in Italia. E di questo posto cos'è che ti piace di più? Un po' tutto. Sì? E hai tanti amici? Sì? Ma quando siete fuori dalla scuola vi frequentate, giocate? Sì, no? La mia mamma viene dalla Scozia e mio papà invece è americano. Mia mamma fa la casalinga, sì, non lavora, e mio papà lavora in base a un ristorante di fast food, così. Ho i nonni che sono venuti a trovarmi dall'America, che sono venuti ad abitare qua. Sono venuti a trovarti e dopo gli si è piaciuto il posto o sono rimasti qua? Sì? Allora voi pensate di rimanere qua? Sì, sono nata qua a Pordenone, ma dopo sono andata in America e dopo sono tornata. Ma se tu dovessi scegliere, cosa sceglieresti? Meglio l'Italia. Sì? Ma perché? Perché mi piace l'ambiente, sì, mi piace di più. Ti piace? Ma anche allora tutta la famiglia ha fatto questa scelta? Sì. Sì? Mi piacerebbe abitare sempre qui, Eh. perché qui ho fatto tutte le amicizie e ho i parenti qui e mi piace questo posto. Mia mamma e mio papà parlano in dialetto, però io e mio fratello parliamo sempre in italiano. Anche con i genitori? Sì.
E questa è stata una scelta dei genitori, quella di parlare con voi. Però tu lo capisci perché sei tuo papà e tua mamma e lo sapresti anche parlare? Ci provi qualche volta? Qualche volta. Sì? E a Grizzo cosa c'è di bello? A Grizzo mi piace molto la casa di mia nonna perché è in mezzo a una specie di fattoria, diciamo, è in campagna, tra virgolette, e lì c'è un giardino abbastanza grande dove si può correre con le biciclette, giocare, fare feste. Senti, Andres, ti piace abitare? Sì. Sì? E tu ti senti di essere in montagna, in collina o in pianura? Montagna. In montagna? E cos'è la cosa che ti piace di più di Andres? Beh, ci sono tante cose. Ecco. Non ho tanti amici perché siamo... Quanti siete bambini? Siamo... Allora ci sono 4 che sono grandi di 14 anni. Allora, quelli io non ci vado. E dopo ce n'è uno più piccolo di me. E basta. Allora, 2 più piccoli. cioè praticamente giochi da solo. Io mi chiamo Lorenzo e vengo da Barcis. Mio papà e mia mamma sono di Barcis. Quando sono a casa parlo sempre in dialetto. E con i tuoi amici qua a scuola? Italiano. Italiano, ma senti, ma è diverso il dialetto di Barcis da quello di Montereale? No, non tanto, un pochino. Abito a Grizzo, mia mamma è di Teor e mio papà viene da Venezia. Io a casa parlo un dialetto che si parla dove abitava mia mamma, cioè a Teor. Ma per esempio nel rapporto con i tuoi amici cos'è che preferisci? Cos'è che... Hai amici? Sì. Oltre a questa classe qualcuno un po' più grande di me e una mia amica che è più piccola di me. Approfitto visto che lei l'ho già vista e l'ho già fotografata in occasione di Ovut Parona, no? E, per esempio queste tradizioni che ci sono, queste cose che si mantengono, come le vivi tu? Io sì, cerco di sfruttarle sì, come posso. Se mi diverto, bene, se no il prossimo anno. Ma quest'anno ci sei stata a fare Ovut? Sì. Noi bussiamo tutte le porte, diciamo avuto parani, ci danno uova, arance, caramelle, un po' di tutto. Una volta, tanti anni fa, cioè, si usava questa tradizione per prendere le uova, dopo darle al gelataio, il gelataio faceva il gelato e ti dava il gelato. Una volta era che si andava per le... ma non eravamo vestiti così bene, si andava col cesto e il sacco della farina, una federa di cuscino. E allora chi dava l'uovo, chi dava la farina, però si bussava e si diceva Uvut parana farina. È l'unica festa perché poi eravamo molto timidi, io avevo tre fratelli dopo di me. Io ero grande che andavo con loro perché loro non avevano coraggio. E allora dicevo io Uvut e dopo scappavo a nascondermi e andavo dentro loro. Famiglia come parli? Il dialetto, Sì? E tu? io in italiano. E tu? Io rare volte in friulano, però parlo più in italiano. Sì? Ma in genere la gente cosa vi dà? Caramelle, a volte caramelle e soldi. Ma voi cosa preferite? Soldi e caramelle. No, soldi. I soldi perché? Così ci prendiamo quello che vogliamo. Abbiamo 10 euro finora. Sono tanti? E poi cosa fate dei soldi? E li dividiamo. Mamma mia, il sablo. A noi quest'anno siamo stati abbastanza fortunati io e Sara Elena e ne abbiamo
ricavati tanti e infatti ce ne sono avanzati. Dopo la maestra divide i soldi e andiamo a mangiare la pizza. Si mangia la pizza e quello che resta non viene ridistribuito. Hanno comprato per esempio tutti i palloni, le corde per saltare. Sì, voglio dire, è tutta una cosa in comune. Infatti io ho portato mio figlio, quando ero piccolina porto mia figlia perché mi piacciono queste cose, devono impararle, devono capire che ci sono. Non si capisce qual è mio. Altrimenti diventiamo tutti selvatici. È cambiata l'allegria della gente, è sparita. Sì. Sì, fondamentale secondo me però, molto. Tieni, È anche cambiata, ha più paura la gente ora di aprire. Ho visto, tanti chiudono. Ha più paura la gente di aprire, ha paura di salutare e ha paura di dire le cose piacevoli alla gente. Io trovo questo, perché talvolta basta dire un sorriso, dire ciao, come stai, una toccatina e cambia tutta l'atmosfera. Però voi della frazione siete abbastanza uniti tra di voi. Perché loro due si abitano abbastanza vicini, io e lui è abbastanza vicino. Lui vicino, sì, noi due ci parliamo anche dalle finestre di casa. È bello perché in questa zona ci sono da quasi. E cosa fate tipo? Ma cosa fate tipo per giocare? Giochiamo calcio, nascondino. Giochi al bacino. Cos'è il bacino? È un posto, è un piccolo, come si può dire? C'è un bosco? C'è un bosco, un laghetto artificiale. Adesso prima l'acqua era tutta verde, così adesso è diventata tutta blu alta. Ed estate andiamo alle cascatelle a farci il bagno, a fare i picnic. Tutti quanti conoscono tutti. Allora, come io che abito a Grizzo, è bello perché vengo qua, dormo a casa dei miei amici e ci riuniamo sempre. Certe volte andiamo a casa anche alle 11 di sera che giochiamo. L'albergo sono andato io, 5 stelle, non c'era niente. Ed eccoli qua signori, arrivano. Che praticamente in piazza fanno un grandissimo Raggrummano tutte le erbe, i rami, gli alberi che non vogliamo, li mettiamo tutti insieme e se la Befana sopra. Ma quando così? il giorno prima della Befana, la vigilia del giorno della Befana. E poi vendono vin brûlé, calenda. E se la Befana non brucia bene vuol dire che porta bene per le donne. Ecco. Ma l'altro anno non è neanche bruciato, quest'anno non è neanche bruciato. Se il fumo va verso il mare vuol dire che si avrà abbondanza nel raccogliere. Invece se va verso le montagne porterà... Io ho due spiegazioni. Il fumo, se va verso le montagne, si dice che l'anno è, diciamo, cioè se è carestia. Ecco, c'è poco da mangiare. Se invece va verso il mare ce n'è tanto, c'è abbondante. O se no un altro significato che si brucia questi legni perché così il fumo
indica, cioè la Befana sa dove portare i doni, perché la Befana dopo la notte porta i doni ai bambini, allora il fumo gli indica dov'è la città il paese che deve portarli. E io mi sono divertita tanto a questa festa perché il pomeriggio, come ogni anno, andiamo a casa di Elena perché è il suo compleanno e la chiamiamo la Befana, infatti. La sera ci troviamo al Fogaron per, diciamo, festeggiare e la prendiamo in giro dicendo, quando brucia la vecchia, ti stai bruciando il gomito, la testa, e la prendiamo in giro. Il giorno del Fogaron era il mio compleanno, allora ho fatto la festa, poi siamo andati a vedere il Fogaron. Ma tu lo sai perché si brucia? Vai! Bene, 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 bene! Sono stata a Grizzo a vedere il Fogaron e mi è piaciuto quando hanno iniziato ad accendere il falò. Sono qua, davanti al falò. Ho aiutato un po' a costruirlo perché siamo andati in giro un po' a tagliare gli alberi e a caricare legna. C'erano anche delle bancarelle dove facevano da mangiare. Si arriva tardi anche a casa e poi si parla, si trovano anche gli amici e si parla quando si torna a casa, magari si fa la strada con qualcuno e si parla. Quando prima stavamo parlando delle feste, non vado a far come loro, dolcetto scherzetto, però mio zio con mia cugina, sì, con vari parenti di mio papà, siamo a casa di mia nonna e facciamo le zucche di Halloween, ci mettiamo le candele, le mettiamo nel cancello e nel tavolo e si restano a Verona alla fine fino a sera tardi, perché noi ci divertiamo a fare le zucche, a tagliare gli occhi, la bocca, così. Ma tu lo sai se lo faceva anche tuo papà quando era bambino? Se è una cosa che la faceva anche tua nonna? Sì, loro lo facevano, mia mamma no, perché veniva da Pordenone, però invece mio papà sì. Anche mia nonna è una vecchia tradizione e mia nonna andava con i bandoni e si lasciava fuori dalla porta di casa un secchio d'acqua e un po' di fieno per l'asino del San. Invece questo non si fa più. O No, sì? adesso io continuo, però non metto più il fieno perché non ho una fattoria, mia nonna aveva la fattoria invece. Ma metto una carota e un bicchiere di vino per Io metto fieno, carote e un bicchiere di vino. Poi se va bene si sente anche l'asino dagli altri. Se va bene. Con i bandoni si faceva chiasso per richiamare San Nicolò. La cosa che mi piace di più è che si va a tirare petardi e battere sì come i bandoni e prepararli anche.
trovavo in piazza a mangiare in quello che ho preparato, mangiare. E quest'anno cosa avete mangiato? Quest'anno, come ogni anno, cioccolata calda e zucchero fresco. Non vorrei abitare in altri paesi, ad esempio nelle città, perché sì, non ci sarebbero più di tanti parchi, cose così, non si vedrebbero più di tanti animali. Però qua Ti piace qua? sì.